Beh, insomma, la Ferrari piace a tutti, è il simbolo del nostro paese, la qualità imprenditoriale del nostro paese, riconosciuta in tutto il mondo, quindi insomma questo è una buona base di partenza per ragionare. No, oggi è una bella opportunità, al di là delle battute che si fanno, una bella opportunità che abbiamo intercettato ancora all'inizio dell'anno, quindi a gennaio, sento rumori che arrivano altre Ferrari all'inizio dell'anno, perché insomma sono i 100 clienti migliori di Ferrari Italia che organizza questo evento, e quindi è la Ferrari di Maranello che organizza questo evento qui da noi oggi. Eh sì, è proprio la Ferrari, quella con la F maiuscola, che ha organizzato e scelto il Friuli per la 7ª edizione dell'evento Cavalcade Classic, con l'edizione 2024 che si svolge appunto dal 19 al 21 settembre. Protagonisti i 100 migliori clienti del cavallino che sono giunti qui da ogni parte del mondo per una speciale iniziativa che ha chiamato a raccolta curiosi, appassionati e collezionisti. Ed è l'occasione per far conoscere la nostra città, evidentemente per veicolare un messaggio che probabilmente non riusciremo a veicolare in giro per il mondo, perché abbiamo dagli Emirati Arabi agli Stati Uniti, al Sud America, ai migliori in Europa, insomma all'Asia, abbiamo come dire, i loro clienti migliori, ed è l'occasione, cosa che faremo anche per raccontare un po' la città brevemente, per capire insomma dove ci collochiamo, in che territorio ci collochiamo, e insomma se parliamo di eccellenza imprenditoriale non possiamo neanche, come dire, non paragonare questa straordinarietà anche con la nostra regione, quindi insomma faremo anche questo. E quindi tappa anche a Udine per questi speciali clienti Ferrari che sono arrivati da Trieste con una 70ina di auto, hanno poi proseguito verso Cividali, pranzato in loggia della Lionello con un catering ad hoc e poi ripartiti verso Palmanova per fare una breve tappa anche in Slovenia. A disposizione degli appassionati molti modelli che hanno fatto la storia, dalla 125S del 1947 alla GTO, dalla F40 alla Ferrari Enzo, modelli che hanno segnato la storia del cavallino rampante.